Bene, buonasera, benvenuti all'Ateneo Veneto. Della violenza contro le donne non si parlerà mai abbastanza. Quello sgabello che vedete lì con le scarpette rosse che sono diventate il simbolo di quella giornata è uno sgabello vuoto. Lì potrebbe esserci seduta una donna che non potrà sedersi perché non c'è più, insieme a tante altre donne che non ci sono più perché sono state oggetto, sono state ammazzate da uomini. Come Ateneo non potevamo esimerci dall'organizzare un incontro su questo argomento. Abbiamo deciso di farlo in una maniera piuttosto singolare, parlando di un processo che è avvenuto molti anni fa a Verona, nel 1976, quando una giovane donna, all'epoca minorenne, con molto coraggio ha deciso di querelare i suoi stupratori. È stato un evento assolutamente singolare, non solo e non tanto per l'oggetto, anche se purtroppo solo pochissime delle violenze sessuali venivano denunciate, ma perché ha visto una enorme mobilitazione delle donne che sono arrivate in soccorso di questa giovane donna, l'hanno aiutata, l'hanno sostenuta, ma soprattutto hanno voluto far sentire la loro voce in maniera giuridicamente corretta o non corretta, ma non ci importa in questo momento, all'interno del processo, per trasformare quello che era un processo in un processo pubblico contro la pervasiva cultura maschilista imperante nella società, ma purtroppo anche tra le forze dell'ordine, ma purtroppo anche nella magistratura. È stato un processo che ha visto molte prime volte, lo ama dire Nadia Filippini e ve lo dirà poi lei perché non compete a me raccontare questa storia. Molte prime volte e per questo ringrazio Nadia perché ha tolto dall'oblio questa storia, una storia molto importante perché noi ricordiamo tutti il processo per stupro, però nessuno ricorda questa vicenda che ha pure avuto un eco fortissimo non solo a Verona, ma nazionale. Si ricordavano telegrammi di Dacia Maraini, di mobilitazione di movimenti femministi che venivano da tutta Italia, ma anche una grande mobilitazione dei media. Per la prima volta una ragazzina violentata è andata coraggiosamente, devo dire, più ci penso più mi vengono i brividi, in televisione e i media, ma poi forse ce lo dirà meglio Nadia, quella volta sono stati, tra virgolette, utilizzati dal movimento femminista, non sono stati loro a utilizzare le notizie come purtroppo accadeva e ancora purtroppo accade. E quindi ringrazio Nadia per questo, perché ha tolto dall'oblio questa vicenda, perché ha scritto un libro molto documentato, molto corretto da tanti punti di vista, anche quello giuridico, sotto il quale io l'ho letto, sotto la cui così egida l'ho letto, ma dicevo, noi ne abbiamo voluto fare questa storia l'oggetto di questa giornata perché? Perché la storia non va dimenticata, non va dimenticato come eravamo nel male per cercare di non ripetere più gli errori. Non va dimenticata perché non va dimenticato che i diritti delle donne non sono diritti che sono stati acquistati, se sono acquistati tutti e non lo sono, a costo zero, ma sono il frutto di lotte lunghe, di lotte dure, di lotte pesanti, che dobbiamo in gran parte al movimento femminista. Femminismo che adesso è o misconosciuto, cioè sembra che non sia esistito, o addirittura delle volte deriso. Quando faccio una battuta sento
molte donne anche che dicono sì, sai, io sono per i diritti delle donne ma non sono femminista. Io dico peccato. Io sono per i diritti delle donne, ero femminista e sono femminista. Ma, e qui termino, questo processo ha dato la stura a delle conseguenze e a delle vicende importantissime nella nostra Repubblica. Pensiamo che le donne hanno cominciato a capire che non potevano essere femministe, essere più dei gruppi così liquidi, ma dovevano, come dire, organizzarsi per poi costituirsi parte civile nei processi, come poi è avvenuto. Ma pensiamo che è iniziato nel 79, quindi 3 anni dopo questo processo, sono state fatte 7 proposte di legge per cambiare il codice penale, lo sappiamo tutti, è stato un iter molto lungo, e a far passare il reato di violenza sessuale dai reati contro la morale ai reati finalmente contro la persona. La mia è solo introduzione. Questo nostro incontro verrà diviso sostanzialmente in 2 parti. Di una prima parte sarà protagonista Nadia Filippini, storica, che ringrazio, e nostra socia, perché mi piace anche dirlo. E invece una seconda parte avremo 3 interventi che ci riporteranno all'attualità di questo argomento. Quindi a te, Nadia, la parola e grazie. Funziona anche questo? Sì, allora, innanzitutto io ringrazio l'Ateneo Veneto, ringrazio gli altri enti organizzatori che hanno compartecipato a questa iniziativa e ringrazio soprattutto Antonella Magaraggia, la Presidente, che non solo, come dire, mi ha invitato a fare questa presentazione fortemente voluta nel giorno proprio del 25 novembre, ma direi che anche prima ha seguito un po' questo mio percorso di ricerca e in alcuni punti mi è stata di grande aiuto, quindi è stata una cosa che lei ha vissuto anche dall'interno, possiamo dire un po'. Ecco, quindi grazie a tutti, grazie ai relatori, alle relatrici anzi che seguiranno, e io vi voglio dire questo, io racconto questa vicenda, la racconto come si è svolta, soffermandomi ovviamente sui punti più rilevanti, e la racconto perché di per sé, come dire, è emblematica di quella che noi oggi chiamiamo vittimizzazione secondaria, cioè la violenza che si esercita sulle donne nei tribunali, soprattutto io di questo mi sono occupata in particolare, questa vicenda lo denuncia bene, ma anche di quella che è stata la forte reazione e battaglia che il movimento delle donne ha condotto in questo terreno. Quindi non è solo una storia, come dire, di vittimismo, di vittime, ma è una storia anche di protagoniste di una battaglia molto importante che si è svolta appunto a metà degli anni 70. E sono particolarmente contenta anche perché tra il pubblico c'è qualcuno che è anche stato testimone diretto di questa grande mobilitazione, e ringrazio della sua presenza. Sì, non so, mi sentite bene? E allora racconto questa vicenda e nel racconto vi farò vedere delle immagini, delle fotografie. Alcune fotografie sono fotografie di grandi fotografi che erano presenti alla mobilitazione, al processo, altri provengono da archivi privati. E anche questa è stata una raccolta, una parte della ricerca è anche una ricerca iconografica, quindi non c'è solo la ricerca d'archivio, non c'è solo la ricerca sui giornali e i quotidiani del tempo, c'è anche e non c'è solo soprattutto la ricerca di storia orale, di raccolta di testimonianze, ma c'è anche una ricerca fotografica che voi vedete qui. E alla fine della giornata faremo vedere anche degli spezzoni del primo filmato RAI che è stato realizzato in Italia proprio su questo processo. Allora, interrompo Nadia per questo, sì. Siccome le fotografie e gli spezzoni del filmato della RAI
sono stati concessi ma non sono resi, come dire, pubblici, vi preghiamo di non filmare e di non fotografare. Anche la nostra ripresa si fermerà senza il filmato della RAI. Grazie. Posso avere un po' d'acqua poi? Sì. Allora, cominciamo con questa storia e immaginate per un momento di essere in una bella giornata di inizio estate, di quelle giornate nelle quali appunto è bello trattenersi fuori un po' più a lungo, l'aria è profumata, in campagna la natura ha il massimo rigoglio e quindi diciamo c'è una situazione anche molto piacevole. Bene, in una di queste giornate la protagonista di questa vicenda, che io ho chiamato Alma, torna a casa una sera in una stradina di campagna che ha fatto 1000 volte, centinaia di volte, perché la collega proprio molto vicina a casa sua. Questa volta però è diverso perché ha la sfortuna di incontrare 2 uomini che la individuano come preda, la aggrediscono, la stuprano e la minacciano nel caso avesse parlato. L'episodio di per sé ricalca il macabro copione di tanti episodi di stupro che noi storiche leggiamo negli archivi e che si leggono ancora oggi sui giornali, ma questo ha in sé delle caratteristiche di particolare crudeltà e odiosità. Sono 2 termini che ritroviamo nella sentenza. Perché? Perché Alma non è sola, ma in compagnia del suo ragazzo, il quale intuisce subito cosa sta per succedere e cerca anche di difenderla, ma viene sopraffatto perché gli altri sono anche armati, come dire, di ferro, e inoltre la ragazza viene rapita, caricata in macchina, portata anche lontano e stuprata, e poi sarà soccorsa da alcuni contadini. Nonostante queste evidenze che vi ho appena detto, quindi la presenza di testimoni, la presenza di una persona ferita, la testimonianza dei contadini, i riscontri probatori che i carabinieri subito trovano, nonostante tutto questo, quando la ragazza si presenta appunto ai carabinieri per denunciare questo fatto, indovinate un po', i sospetti ricadono subito su di lei. E le chiedono se per caso lei non si sia inventata tutto per varie ragioni, magari per simulare, per occultare una gravidanza, oppure per trovare una motivazione per lasciare il ragazzo, oppure se conoscesse i 2 e fosse già d'accordo. Ecco, questo diciamo è esattamente quello che è l'anticipo di questa vicenda. Una violenza che a lei poi, come dire, fa fatica anche a identificare come violenza all'inizio, perché subito la vive come una colpevolizzazione del suo comportamento e che precede quella che sarà, diciamo, la violenza poi in tribunale. E questo succedeva normalmente, forse dovrei dire ancora purtroppo succede ai nostri giorni in molte circostanze, ma allora era proprio la norma. Complice un codice penale, il codice Rocco, che all'articolo 519 derubricava lo stupro come reato non contro la persona, ma contro il buon costume e la morale pubblica. Cioè non era la donna, come dire, ad essere, non era il fatto in sé, ma era un turbamento dell'ordine pubblico, della morale pubblica. Ecco, questo recitava l'articolo. Tant'è vero che lo stesso codice penale ammetteva, nel caso in cui appunto lo stupratore si fosse offerto di sposare la donna, questo reato sarebbe stato estinto. Vi ricordate quindi la vicenda, immagino tutti voi, di Franca Viola. Franca Viola che per prima ha osato, come dire, appunto rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore, di questo si trattava. Allora voi capite perché la maggior parte delle vittime di violenza non denunciavano lo stupro subito, ben sapendo che cosa le attendeva nel commissariato, nelle aule dei tribunali, ben sapendo che il loro corpo sarebbe stato ispezionato con dolorose perizie di parte,
perché di questo anche bisogna cercare di capire anche la concretezza poi di questo iter e raccolta di prove, voleva dire esporre anche il proprio corpo, che la loro condotta precedente, pregressa, sarebbe stata minuziosamente analizzata e messa sotto accusa, e che infine forse non avrebbero dopo tutto questo neppure avuto giustizia. Allora, nel libro presento alcuni dati anche statistici di quante donne, per quello che si può sapere, quante poche denunciavano, e quelle poche donne che denunciavano venivano spesso dissuase dal continuare questa azione legale, e più della metà di quelle che denunciavano appunto poi ritiravano alla fine la denuncia. E questo probabilmente diciamo sarebbe successo anche in questo caso, sarebbe successo forse anche in questo stupro se non fossimo stati alla metà degli anni 70, cioè in pieno femminismo, se anche a Verona non fosse esistito un movimento femminista particolarmente organizzato e se non fossimo stati a 1 anno dal delitto del Circeo. Allora, questo contesto che io ho cercato di costruire, quasi metà libro è dedicato alla ricostruzione di questo contesto, piuttosto appunto minuziosa, per rendere ragione del perché questa grande manifestazione avviene proprio nel 76, non prima, non dopo, non è casuale. Alle spalle c'è tutto questo, e c'è soprattutto un altro fatto importante, ed è che pochi mesi prima che questo fatto avvenisse era iniziato il processo del delitto del Circeo a Latina, e in questo processo si era assistito a questa cosa vergognosa appunto di una vittimizzazione dell'unica peraltro vittima rimasta in vita, che è Donatella Colasanti. Bene, anche lei era stata, come dire, messa sul banco degli imputati. Le avevano detto e le avevano imputato a tutte e due la leggerezza di aver accettato un invito da questi ragazzi poco conosciuti. Ecco, quindi il contesto, dicevo, è importante, ed è importante appunto per capire il perché avviene tutto questo. Ora, quando la notizia appunto dello stupro di Alma si diffonde a Verona, è chiaro che da parte del movimento femminista nasce, come dire, spontanea l'istanza, l'esigenza, il bisogno di portare immediatamente solidarietà a questa ragazza, di stringersi intorno a lei e di aiutarla in qualche modo, visto che lei aveva sporto denuncia, a non rivivere le stesse situazioni che avevano vissuto altre vittime. Ecco, evitare tutto questo. Quindi a questo punto, come dire, inizia un doppio percorso che è molto interessante, che ho cercato di ricostruire, e sono riuscita, come dire, a ricostruirlo anche perché noi abbiamo tante testimonianze. Questa ragazza parla molto, si rende disponibile per le interviste, partecipa ai comunicati stampa, parla con le radio e con la televisione, quindi, e dice, spiega molte cose, è protagonista di questa lotta. Anzi, direi che questa lotta politica la fa passare da una situazione di vittima ad una situazione invece di protagonista e di colei che denuncia, ecco, non che subisce ma che agisce contro la violenza sessuale. Quindi dicevo che inizia un doppio percorso, che è il percorso da una parte che porta Alma a acquisire consapevolezza di quanto le è accaduto e a capire che quanto le è accaduto non è un fatto isolato, che è toccato a lei sola, ma è qualcosa che è comune a molte donne, e che, perché la violenza, appunto, la violenza sessuale è un dato strutturale, non strutturale in una società patriarcale, in una società fondata su squilibri di genere, in una società appunto in cui, ripeto, la donna è concepita e vista come un sesso subalterno. Quindi lei fa questo percorso di autocoscienza. Allora si diceva che scopre che il personale è politico. Ecco, questo percorso di autocoscienza. Nello stesso tempo il movimento femminista
al quale lei si è unita, e lei dichiara proprio questo: io mi sono unita al movimento femminista. Il coordinamento femminista di Verona fa un altro tipo di processo, che è il processo di approfondire il tema della violenza, di leggere, di scrivere documenti sul tema della violenza. C'è anche una produzione importante in cui per esempio si vedono il riflesso di alcuni libri importanti usciti a quel tempo, come quello di Susan Brown Miller, Contro la nostra volontà, o di Laura Remidi, Il primo manuale sui nostri diritti. Quindi si vedono tutte queste letture che fa il movimento, queste discussioni che avvengono. Quindi c'è questo doppio percorso. E poi ovviamente si discute di come impostare il processo per evitare che appunto avvenga quello che era avvenuto a Donatella Colasanti. Quando sentirete la recita delle letture sentirete proprio Donatella, si riferiscono a Donatella Colasanti, quindi è molto presente. E allora la prima cosa che chiedono è ovviamente di fare un processo a porte aperte. È la prima volta che un movimento femminista chiede le porte aperte nel processo. Di solito questo tipo di processi si svolgeva a porte chiuse. E per fare questo avviano una raccolta di firme molto importante che raggiunge migliaia di adesioni in città, e firmano non solo le femministe ma le donne comuni, le donne dei quartieri vanno a firmare, e poi questa richiesta viene suffragata da istanze, come dire, di movimento da tutta Italia. Ecco, io ho trovato per esempio questi telegrammi. Questo, come vedete, porta una firma importante, Dacia Maraini, e dice appunto: richiedo processo a porte aperte per rispettare la volontà. Io il nome l'ho ovviamente volutamente tolto, e anche per la possibilità delle donne di partecipare. Ma molti telegrammi arrivano, questo è della redazione di F, che era una delle più importanti riviste femministe del tempo. Ma ci sono anche telegrammi, ieri non l'ho detto a Verona, mi sono dimenticata, anche del vice sindaco. Il Partito Socialista si schiera per questa battaglia, si schiera a favore di questo alla CGIL, per esempio, i sindacati e anche alcuni onorevoli, per cui soprattutto onorevoli del Partito Socialista, e le commissioni femminili del Partito Socialista e del Partito Comunista aderiscono pienamente a questa lotta. Bene, quindi si decide praticamente di fare del processo un momento di denuncia pubblica, un momento di risonanza e di denuncia pubblica contro che cosa? Contro la violenza dei tribunali, contro la cultura solidale dello stupro che attraversava appunto tutti i tribunali e la società, ma anche i media, e contro la violenza generale, come dire, in tutte le sue manifestazioni, perché vedremo non si parla solo di stupro, ma di violenza in tutti i sensi, anche della violenza domestica. Quindi decidono proprio di farne un processo politico. E questo direi che è proprio il dato innovativo importante, è quello che dicevo segna uno spartiacque nella storia delle donne, uno spartiacque preciso, perché è la prima volta che questo succede, e questo sarà poi imitato in decine e decine di altre mobilitazioni nei processi successivi. Tutte queste motivazioni noi le troviamo espresse in un bel documento che è un volantino che viene diffuso nei giorni immediatamente precedenti al processo. Sentiamolo dalla lettura, eccolo qui, della nostra lettrice. Grazie. Il 7 ottobre ci sarà un processo per violenza carnale, di cui è stata vittima una ragazza di 16 anni. Per una volta ancora, come tutte le donne che hanno subito violenza e che hanno avuto il coraggio di denunciarla, Alma dovrà comparire davanti ad un giudice per spiegare, motivare, discolparsi della sola colpa di essere donna. Come sempre succede in questi casi, è la donna a subire il processo per essersi fatta violentare. Come sempre, da vittima diventa colpevole. La polizia è arrivata ad ipotizzare che sia stata lei ad organizzare il fatto per mascherare le scappatelle,
ed ha insinuato persino che abbia provato piacere. La stampa ha sempre usato e deformato i fatti di violenza, compiacendosi morbosamente nel riferire i particolari più scabrosi. Secondo l'ipocrisia della morale comune, sono le donne a provocare questi fatti grazie alla troppa libertà di cui godono e i loro atteggiamenti spregiudicati. Si sa che l'uomo è cacciatore per natura. Quotidianamente le donne sono aggredite, picchiate, fatte oggetto degli apprezzamenti più volgari e violentate. Ma l'aspetto più insidioso è che questo tipo di morale comune fa passare come fatti normali altre violenze che ogni giorno la donna subisce, soprattutto nella famiglia, dove fisicamente e psicologicamente la donna subisce l'oppressione come figlia o come moglie. Per non parlare dell'insicurezza, della sfiducia che le donne si portano dentro fin dall'infanzia e che le spinge a rinunciare sempre e a dipendere. Per tutto questo noi donne saremo al processo con Alma per processare insieme a 2 violentatori tutto ciò che giorno per giorno ci violenta. Il maschio, che si sente in diritto di soppesarci, giudicarci, sceglierci, imporci il suo modo di pensare e la sua vita sessuale, e le istituzioni di questa società, in cui lui è il padrone, la famiglia, che isola ognuna di noi dalle altre, la scuola, che ci discrimina a partire dagli anni dell'obbligo, il lavoro che obbliga la donna alle mansioni più dequalificate, all'occupazione a domicilio, sempre nell'ambito della sua natura femminile, la magistratura, le sue leggi e la sua polizia. Insieme esprimeremo la nostra ribellione e la nostra condanna a questo stato di cose e la volontà di lottare insieme. Denunciamo la violenza subita e di ogni denuncia facciamo un atto politico. Lottiamo insieme per cambiare la società, le sue strutture e per la nostra liberazione. Contenuti, come vedete, molto chiari, molto precisi, che non circoscrivono la violenza, ripeto, al solo stupro, ma come vedete a tutta una serie di atteggiamenti e di situazioni. Bene, dicevo, la sera precedente alla prima udienza viene convocata nel cuore della città, il tribunale si trova proprio nel cuore della città, Antonella lo sa bene, proprio in Piazza dei Signori, è una delle piazze più belle. Viene convocata una grande assemblea in cui appunto a cui partecipano anche gruppi di altre città. È un'assemblea importante, si discute e termina anche con uno spettacolo che verrà poi ripreso, uno spettacolo delle studentesse, su cui tornerò dopo. E nei giorni successivi le strade di Verona vengono tappezzate con questo manifesto. È un manifesto molto semplice, come vedete, riporta poche parole e invece in un riquadro riporta una poesia anonima. In rete viene attribuita falsamente a Shakespeare, non è assolutamente di Shakespeare e non è neanche di un certo commediografo che ha scritto più tardi, quindi rimane per noi una poesia anonima che forse magari è stata scritta anche da qualcuna del movimento che non sono riuscita però a individuare. Sentiamo i versi di questa poesia. Per la violenza con cui si è forzata la sua natura bambina, per l'educazione che l'ha repressa, per l'ignoranza in cui l'avete costretta, per l'emarginazione cui l'avete condannata, per tutto quello a cui ha rinunciato, per i figli che ha fatto e che ha allevato, per gli aborti che l'hanno mutilata, per come è stata sempre sfruttata, per le risate, lo scherno, l'incomprensione, per il suo corpo fatto oggetto, fatto uso, fatto consumo, per la sua sessualità non vissuta, per la sua vita che non le è mai appartenuta, per i millenni che è stata
muta per l'odio e il sadismo che su di lei avete sfogato, per gli stupri che su di lei avete perpetrato, per tutto quello che ha sofferto e soffre nelle case, nelle campagne, nelle fabbriche, nei paesi, nelle strade, nelle città del mondo, per tutto questo e per altro ancora. Giù il cappello, signori, giù la maschera, signori, giù, signori, davanti a una donna. Il giorno dopo si apre la prima udienza e Piazza dei Signori è tappezzata di cartelli che parlano appunto della violenza sessuale. Vedete questo che arriva da una raccolta privata, dice che la piasa, che la tasa, che la staga in casa, che è un noto proverbio veronese, veneto, e poi va bene, ha vari esempi insomma di violenze tratte dai giornali. Sulla balconata della loggia di Fra Giocondo di fronte sta questo grande striscione che dice: stiamo insieme ora per non essere mai più sole, è da questo che ho preso il titolo del mio libro. Allora si apre il processo e ovviamente ci sono tantissime donne che non si limitano a stare in piazza, ma salgono, occupano le aule del tribunale e vedete alcune portano addosso dei tazebau, altre si siedono e così via, fanno sit-in, insomma si avvia il processo, altre invece stanno giù in piazza. Si avvia questo processo, ovviamente la prima cosa che fa l'avvocato Vincenzo Todesco, perché non c'erano avvocate penaliste donne allora a Verona, ma Vincenzo Todesco è un nome importante che io voglio ricordare perché è quello che aveva seguito 3 anni prima a Padova con Bianca Guidetti Serra il processo per aborto di Gigliola Pierobon. Quindi un avvocato molto schierato, molto, molto importante e combattivo, è lui che gestisce in questa prima fase e ovviamente la prima cosa che richiede è il processo a porte aperte. La seconda che richiede è che vengano sentite e ammesse a testimoniare durante il processo alcune personalità importanti del movimento femminista, come Dacia Maraini, Chiara Saraceno, fa un elenco di varie persone da ammettere al processo. Ovviamente che cosa succede? Che queste richieste vengono respinte e viene respinta soprattutto la richiesta di processo a porte aperte. Ma qui però succede una cosa imprevista, nel senso che non era mai successa in precedenza, e le donne si rifiutano di lasciare le aule, oppongono una resistenza passiva, come vedete, si siedono, stanno dentro e non si muovono. E a questo punto il collegio giudicante, il presidente, è costretto ad una specie di trattativa con le leader del movimento e questa trattativa ottiene un risultato, direi, importante, cioè ammettono, come dire, si decide di ammettere le donne durante il dibattimento, ma invece di escludere durante l'interrogatorio, cioè una specie di compromesso, diciamo. Questo viene accettato, le donne si ritirano, si chiudono le porte e si avvia l'interrogatorio. Purtroppo durante l'interrogatorio, nonostante questa pressione pubblica, nonostante la presenza di giornali, nonostante tutti, come dire, i documenti che erano arrivati anche alla presidenza, nell'interrogatorio si riverificano queste domande che appunto umilianti e offensive, come dichiarerà appunto la stessa vittima. E questo suscita un'indignazione ancora maggiore nel movimento, che evidentemente non si aspettava questo, si aspettava di aver già raggiunto un parziale risultato, e quando vengono riaperte le porte ovviamente c'è le donne inveiscono contro i giudici e anche contro il PM, devo dire, perché alcune di queste domande, tra cui quella se era vergine, per esempio, vengono rivolte dal PM. Noi conosciamo bene le domande che sono state rivolte, le conosciamo perché il giorno dopo il coordinamento femminista tiene una conferenza stampa, e guardate che anche questa è una novità nella prassi
come dire, del movimento delle donne. Il movimento cerca di sfruttare il potenziale comunicativo della stampa, ammonisce anche i giornalisti, come dire, di fare affinché facciano un'informazione corretta e non di cronaca nera, perché questo era, come dire, uno dei pericoli, dei rischi e delle denunce delle femministe. No, però appunto li invitano a fare un'informazione corretta, ma tengono delle relazioni aperte, tengono una conferenza stampa. E in questa conferenza stampa ovviamente parla anche Alma e rilascia un'intervista al giornale Repubblica. Sentiamola. Come è stato l'interrogatorio della polizia? Il maresciallo mi imputava la mia incapacità di azione e faceva delle assurde ipotesi, chiedendomi se non era stata una mia scappatella, oppure se io conoscessi gli stupratori, o se avessi organizzato io il tutto per giustificare una mia probabile gravidanza. Cercai di difendermi e provai, dopo una visita dal ginecologo, che non ero affatto incinta. Allora il maresciallo dice che potevano esserci altri motivi, come per esempio che io avessi voluto lo stupro per poter lasciare il ragazzo che era con me. Mi chiesero come mai non reagii nemmeno durante il coito. Mi dissero che se una donna non vuole che avvenga il rapporto sessuale, per costringerla bisognerebbe legarla, insinuando che in fondo avevo voluto io il rapporto. Mi chiesero anche se ero vergine. Questa domanda mi impressionò molto, così come i loro sguardi, che sembravano dimostrare chiaramente quali erano i loro valori. Che domande le sono state fatte in aula a porte chiuse? Il PM mi ha fatto un sacco di domande, tutte umilianti e offensive. Se sono stata spogliata con la forza o se mi sono spogliata da sola. Se mi sono fermata a cercare i sandali, qual era la posizione delle mie gambe e come mai erano aperte e piegate. E ancora, abbracciavo gli imputati durante il coito? Ho smesso di fare resistenza ad un certo punto? Ho avuto precedenti rapporti sessuali? Alla fine mi sono sentita bagnata? Che cosa ha provato la sera del 28 maggio quando sono comparsi armati e mascherati i due aggressori? Mi prese subito una tremenda paura. Feci un tentativo di fuga che subito risultò vano. Allora persi la testa, continuavo a urlare. Mi mancò il coraggio di scappare. Come maturò la decisione di rivolgersi al movimento femminista? Questa tremenda paura, questa insicurezza che mi impedì di agire contro la violenza che subivo, fu il principale motivo per cui la polizia ebbe dei dubbi sulla mia non partecipazione allo stupro e fece un sacco di tremende e assurde ipotesi sulla mia complicità. Questa mia debolezza interna mi impressionò molto e mi creò dei grossi sensi di colpa. Nel contatto che ebbi con le donne mi accorsi che non ero la sola ad essermi trovata in questa situazione di immobilismo e che tutto ciò non era altro che il risultato di un'educazione repressiva nei confronti della donna, che la porta ad essere insicura e remissiva, ad aver paura dell'uomo. Questa iniziativa avrà un seguito? Ho sentito l'esigenza di fare questo tipo di processo perché non fosse solo un processo contro i due stupratori, ma contro tutti i condizionamenti che la società usa contro la donna per mantenerla e opprimerla in uno schema di comportamento ben stabilito. Mi pare molto importante la prospettiva che con altre donne ci siamo date. Creare dei centri di difesa della donna, dove tutte le donne che subiscono violenza, stupri, percosse da parte del marito o del padre, si possano rivolgere per trovare altre donne con cui parlare e assistenza medica, psicologica, legale.
11 giorni separano la prima dalla seconda udienza e in questi 11 giorni ovviamente il coordinamento femminista compie delle scelte importanti, importanti anche perché ormai il processo ha assunto una rilevanza nazionale e direi anche non solo, perché sono presenti anche giornalisti di altri stati. E quindi sa bene, insomma, che cosa si sta giocando in questo momento e a questo punto decide di compiere anche una scelta di cambio dell'avvocato di parte civile, che è peraltro pienamente condivisa da Vincenzo Todesco, anzi lui stesso auspicava fin dall'inizio che dovevano esserci delle avvocate donne. Perché? Per dare il segnale di un processo gestito interamente dalle donne. E a questo punto avvocate penaliste a Verona non c'erano e alcune femministe decidono di chiedere a due personaggi importanti. No, uno non era ancora importante, Tina Lagòsta Nabassi non era ancora importante perché era agli inizi della sua carriera, però era un'avvocata femminista, frequentava il governo vecchio, e Maria Magnani Noia. Maria Magnani Noia invece era una deputata socialista molto nota per le sue battaglie appunto sulle questioni di genere, e quindi invitano queste due avvocate ad assumere la parte civile e queste loro accettano e vengono a Verona. E chiaramente, come dire, questa seconda udienza è un'udienza molto partecipata. Io ho tracciato un elenco solo dei gruppi che firmano volantini e che partecipano, quindi tutti i gruppi, i più importanti gruppi veneti, diciamo, che hanno scritto. Come vedete c'è anche Mestre Venezia, Autonomia Femminista per il Salario e il Lavoro Domestico, ma c'è soprattutto, appunto, sono tutti i gruppi padovani, per il Centro Donne e Salute di Padova, eccetera, eccetera, quindi molto partecipato, arrivano da tutte le città. E mentre si avvia la seconda udienza, nel cortile sottostante nuovamente le studentesse mettono in scena questo controprocesso, che è una specie di ironia, diciamo, di presa in giro dei giudici, della legge. Queste figure incappucciate rappresentano le istituzioni che opprimono la donna, la legge, la medicina, l'uomo, e quindi, diciamo, c'è questa, e la Chiesa, scusate, quindi c'è questa, e poi delle ragazze si alzano a parlare rispetto a questo, lo vedremo nel filmato. Ecco, e vedete le figure incappucciate con lo striscione sotto. E si avvia, qui riconoscete ovviamente Tina Lagòsta Nabassi e quello che ha gli occhiali è l'avvocato Vincenzo Todesco, e questa è Maria Magnani Noia. E queste sono ovviamente le sale del tribunale piene di donne con cartelli. Guardate questo, per esempio: la giustizia dello Stato è contro di noi, potere alle donne, che è un cartello del salario al lavoro domestico. E ecco, a questo punto che cosa succede? Io non ve lo posso raccontare nel dettaglio perché sarebbe troppo lungo, ma succede tutta una serie di cose assolutamente inedite, mai verificatisi perché la prima cosa che fanno Tina Lagòsta Nabassi e Maria Magnani Noia è ricusare la Corte per maschilismo. Non è detto proprio così, ma è detto, cito, per inimicizia grave sulla base di una concordanza oggettiva tra i valori culturali e ideologici che hanno determinato l'azione dei giudici di Verona e l'azione degli imputati. Ovviamente questa ricusazione viene respinta, ma a questo punto, come viene respinta anche l'istanza di un rinnovamento dell'interrogatorio, ma a questo punto succede appunto una grande ribellione da parte delle donne che cominciano a gridare slogan, eccetera, e contro l'atteggiamento della Corte. E quindi c'è tutto il susseguirsi di una serie di eventi molto, molto particolari, appunto, la ricusazione della Corte, dicevo, la carica della polizia, perché a questo punto la polizia interviene per caricare e sgomberare l'aula. Succede
anche però una richiesta particolare che le due avvocate lasciano sul banco, appunto presentano al Presidente del Tribunale, che è anche questa una richiesta molto inedita. Sarà la prima di una serie di richieste che verranno lo stesso Tina Lagostena Brassi chiederà sempre. Cioè il rifiuto, per esempio, una lira simbolica di risarcimento, non di più, perché con la motivazione che non si venga a dire che la nostra sofferenza si può pagare con il denaro. E poi appunto un risarcimento invece in sede civile da assegnarsi al movimento delle donne. E incredibilmente la sentenza terrà conto di queste richieste. Ma non finisce qui, perché poi ci sono interrogazioni parlamentari, eccetera, per cui il tema della violenza arriva attraverso il processo di Verona in Parlamento. E non sarà solo interrogazioni sul comportamento dei giudici, ma saranno interrogazioni che pongono al governo la domanda che cosa intende fare contro appunto la violenza sessuale. Quindi vedete questa grande rilevanza, e concludo con due osservazioni. Dicevo che questo processo rappresenta uno spartiacque e verrà ripreso negli anni successivi, ma negli anni successivi, proprio i 3 anni che vanno dal 76 all'80, segnano proprio una grandissima controffensiva del movimento delle donne sul tema della violenza sessuale, che diventa un tema centrale del movimento. Controffensiva che si dispiega in molte direzioni, sia sul piano teorico di approfondimento, di dibattito, eccetera, sia con iniziative concrete, perché nascono in questo momento i primi centri antiviolenza autogestiti, che nascono in molte realtà, soprattutto il primo a Roma, poi Milano, eccetera, eccetera, ma appunto nasce anche un movimento per cambiare gli articoli del codice penale. Si avvia un lungo processo di discussione e di dibattito sugli articoli del codice penale, addirittura un progetto di legge, come dire, di iniziativa popolare che raccoglie migliaia di firme e che verrà presentato in Parlamento con il titolo Io donna, io persona. Mi fermo qui. Grazie. Grazie Nadia. Volevo dire poi, a parziale scusante dei giudici, che la sentenza ha dato pienamente ragione alle parti civili e al pubblico ministero. C'è stata una condanna, ma con una motivazione anche importante, in cui proprio si diceva che cosa si poteva chiedere di più a questa ragazza che veniva prelevata, proprio lo dice la sentenza, di notte, strappata al suo accompagnatore. Cosa poteva fare? Poteva scegliere tra la vita e l'onore, e ha scelto la vita invece che l'onore che avrebbe dovuto difendere secondo la morale comune. Bene, grazie a Nadia Filippini e grazie alla nostra attrice che ci ha riportato a quegli anni. Credo che molte di noi si ritrovino in quelle parole, in quegli slogan. Passiamo alla seconda parte. Invito le 3 relatrici. Allora, il 76 è molto lontano. La violenza contro le donne esiste ancora. Nel frattempo molto è cambiato. Molto è cambiata la storia, sono cambiate le prassi nei tribunali e forse sono cambiate anche alcune cose nei media. Diciamo che qualcosa è cambiato, qualcosa tristemente è sempre lo stesso. Abbiamo scelto 3 relatrici, una storica, Laura Schettini, un'avvocata, Chiara Santi,
e una giornalista, Monica Andolfatto, che ci diano quindi, abbiamo preso delle relatrici che sono, diciamo, dello spettro che proprio si è mosso in quel processo del 76. Comincerei dalla storica, Laura Schettini. Grazie per essere qui. Grazie a voi, pensavo di essere l'ultima invece. In quanto storica. Allora, intanto grazie moltissime per l'invito e per la possibilità di aver assistito a questa ricostruzione di Nadia, che davvero penso ha evocato tutti i temi possibili anche per una lettura storica della violenza. E partirei dalle ultime considerazioni che ha fatto Nadia e che mettevano al centro la centralità che la questione della violenza sessuale ha assunto anche dopo questo processo e grazie a questo processo nel movimento femminista, nei movimenti delle donne e direi anche più in generale nell'opinione pubblica italiana a partire dalla seconda metà degli anni 70, perché anche rispetto alle riflessioni che facciamo noi oggi intorno alla violenza in generale contro le donne, la violenza maschile contro le donne, quindi non solo la violenza sessuale ma la violenza domestica, la violenza in generale basata sul genere, e credo che sia importante mettere a fuoco, e forse la storia in questo ci aiuta un po', quanto la questione della sessualità e della sessualità femminile, della libertà sessuale femminile sia centrale quando parliamo di violenza e non solo quando parliamo di stupri. Questo credo che sia, come dire, una grande acquisizione del movimento femminista degli anni 70, che ha messo al centro come la questione dell'onore sessuale, che è una costruzione, come sappiamo, secolare, ma che si è cristallizzata poi in alcuni istituti giuridici già citati da Nadia, penso al matrimonio riparatore, ma penso al delitto d'onore, che è una legittimazione giuridica storico-sociale fortissima del femminicidio, di fatto un lasciapassare per i femminicidi, che hanno al centro la questione dell'onore sessuale, hanno al centro la questione della libertà sessuale delle donne. E credo che questa, che potrebbe sembrare, come dire, una riflessione banale, sia invece una riflessione a cui prestare attenzione anche quando immaginiamo oggi delle politiche di contrasto alla violenza e anche dei progetti educativi o dei progetti di intervento culturale su questo tema, perché appunto lo stupore con cui molto spesso vengono letti i femminicidi o le violenze contro le donne, come dire, quasi impreparazione, no? Rispetto a l'impreparatezza rispetto a questi fatti, per cui non abbiamo delle spiegazioni che vadano oltre ancora l'emergenza, il raptus o queste letture che, come dire, nidificano proprio l'atto violento nel qui e ora, senza restituirne poi tutta la profondità e la profondità storica. Ecco, penso che sia importante invece, anche per immaginare delle politiche di contrasto efficaci, capire anche come questa questione della sessualità e della libertà sessuale femminile sia al centro della questione della violenza in generale. E lo abbiamo visto nella ricostruzione del processo di Verona offerto da Nadia e di tutto quello che c'è intorno a quel processo, perché questo libro è un libro prezioso proprio perché, come ha spiegato bene Nadia, racconta un processo singolo, racconta una vicenda, ma lo fa allargandosi al contesto di quegli anni, ma andando anche molto più indietro e molto più avanti, per cui ci fa vedere come sia stato possibile quel processo, questa mobilitazione così forte, ma ci fa vedere anche cosa ha innescato e quali dinamiche ha avviato, direi in maniera irreversibile, perché una nuova sensibilità, una nuova cultura che si apre con questo processo, forse non l'abbiamo più, almeno in alcuni ambienti, in alcuni segmenti dell'opinione pubblica, non l'abbiamo più persa dopo questa
data, che quindi possiamo considerare a tutti gli effetti un momento spartiacque. Ecco, però diciamo, questa questione ben posta da Nadia dell'onore sessuale è una questione, come dire, che ha una sua profondità storica rilevante, che rimanda al controllo della sessualità femminile, rimanda alla gelosia, al terrore, all'ansia per il tradimento, ma rimanda alla, come dire, convinzione di poter disporre del corpo delle donne a proprio piacimento, che è quello che magari si manifesta nello stupro al centro del libro di Nadia, ma in molti altri stupri. Ecco, io penso che il contributo importante forse che la ricerca storica, che negli ultimi decenni ha lavorato sulla questione della violenza di genere e che lo ha fatto non a caso proprio dalla metà degli anni 70, cioè da quando il tema è diventato un tema politico. Ecco, la ricerca storica che negli ultimi anni ha lavorato intorno a questo tema si è focalizzata molto proprio su questa circolarità di luoghi e di ambiti della violenza, cioè la violenza domestica non è slegata, anzi è motivata quasi sempre da una volontà di controllo, da una volontà di riappropriazione delle donne. È stato così storicamente ed è così tutt'oggi, e non a caso, diciamo, la violenza avviene quasi sempre sulla soglia della separazione, sulla soglia come dire, dell'allontanamento, sulla presunta separazione o allontanamento della donna. E quindi mi sembra che questo tema della violenza e della violenza sessuale come perno da cui diciamo, far partire anche i ragionamenti intorno in generale alla violenza di genere sia un'acquisizione storica, storiografica importante, che il libro di Nadia rimette fortemente al centro, e che credo sia anche rispetto all'oggi, che viviamo in una società ipersessualizzata, ma poi nella quale pochi discorsi approfonditi vengono rivolti alle nuove generazioni per un'educazione consapevole alla sessualità e alle relazioni paritarie. Ecco, credo che sia un punto di partenza e di riflessione che va ben oltre il racconto storico e ci apre delle prospettive di intervento importanti. Grazie. Grazie. Sì, io credo che storicamente si sia fatto molto, si sia analizzato molto, e che questo sia uno strumento utile per capire anche come fronteggiare il fenomeno. E devo dire che questo nostro intervento si inserisce proprio in questo filone. Vediamo come eravamo e come siamo diventati. E adesso entriamo nelle aule di giustizia con anche fuori. E anche fuori con Chiara Santi. Allora, in parte, diciamo, una testimonianza la posso portare anch'io. Diciamo che c'è stata un'evoluzione nell'ambito sia delle forze dell'ordine che della magistratura. Diciamo che si è molto studiato su questo, si fanno corsi. Insomma, si impara a trattare queste realtà che sono davvero molto, molto complicate umanamente, ma anche, devo dire, sotto il profilo processuale. Non dimentichiamo che quelle terribili domande che erano state fatte ad Alma dipendevano certamente da un atteggiamento maschilista dei giudici, ma c'era una giurisprudenza dell'epoca, anche della Cassazione, che diceva non solo deve essere provato l'atto sessuale, perché c'era la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti. In questo caso, diciamo, l'atto sessuale era accertato,
ma si doveva anche provare che la donna avesse opposto tutte le resistenze possibili, che queste resistenze fossero state vinte dalla forza dell'uomo, quindi tutta una serie di indagini che ti quasi imponevano di fare delle domande tremende, certo non quelle che erano state fatte, perché della verginità della signorina poco doveva interessare, anzi nulla, ma insomma voglio dire, l'indagine che doveva essere compiuta dai giudici era questa. All'avvocata Santi, allora, qualcosa è cambiato davvero tanto e qualcosa potrebbe cambiare di più? Allora, mi sono permessa di interferire nella presentazione della Presidente Magaraggia dicendo anche fuori, perché il mio contributo sarà non solo centrato su quello che è cambiato nelle aule di giustizia e come è cambiato con riferimento non solo alla violenza sessuale, ma in generale alla violenza contro le donne nei suoi diversi aspetti, ma anche sull'esperienza collegata a un contenuto del libro. Anzitutto io vi devo, scusate, doverosamente portare il saluto del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine di Venezia, di cui faccio parte, che ha molto volentieri collaborato a questa iniziativa. Peraltro non è cosa nuova, con Nadia abbiamo lavorato già assieme e con la Società Italiana delle Storiche, che spesso ci obbliga a ragionare su noi stessi e su noi stesse, e di questa occasione siamo sempre grate. Io ho avuto anche l'occasione di vedere questo libro in anticipo e di apprezzarlo in anticipo, cogliendo quindi la richiesta di Nadia anche di un ragionamento su come si sia sviluppata il discorso sulla legge del movimento delle donne. Perché la collocazione temporale di questa vicenda, cioè il 76 e dal 76 in poi, è, come diceva Nadia, in una situazione molto precisa, cioè una situazione in cui le donne, così come rispetto al proprio corpo acquistavano coscienza di sé e competenza, lo stesso ragionamento veniva fatto o iniziava i primi passi all'interno del movimento femminista e delle giuriste sul rapporto con la legge e il mondo della giustizia. Erano anni che erano successivi al decennio degli anni 70, che è stato un decennio carico di leggi importantissime per le donne e in generale di progresso. Tanto per dirne una, abbiamo, a partire dallo Statuto dei lavoratori, che a me è molto caro e poi spiegherò anche perché, per le donne, la parità uomo-donna, la legge sulla maternità e così via. Allora, come diceva Nadia a pagina 143 del suo libro, guardate come sono diligente, sorgevano tutta una serie di gruppi di giovani donne che ragionavano sulla legge, e anche a Venezia un gruppo di ragazze giovani avvocate. Allora eravamo procuratori legali, quando si era giovani si era procuratori legali, procuratrici, e poi si diventava avvocate dopo un po', di belle speranze. Iniziava all'inizio degli anni '80 sotto il titolo di Tribunale 8 Marzo, titolo che era già comparso a Roma e in altre situazioni, a fare un'iniziativa in collaborazione col Centro Donna di Mestre, e non è un caso che in quel primo gruppo ci fosse anche una giornalista, Fiammetta Cupellaro, faccio nomi e cognomi perché è una giornalista nota che poi è andata altrove ma con la quale abbiamo avuto un bellissimo rapporto, in cui come Tribunale 8 Marzo avevamo la pretesa di fare da tribunale, cioè da mettere sul banco degli imputati qualcosa o qualcuno delle leggi, ma il nostro slogan era il diritto dei nostri diritti, fatta la legge troviamo l'inganno. Se lo ricordano alcune che in quegli anni hanno frequentato, ho visto con grandissimo piacere qualcuno anche tra noi delle nostre donne di quegli anni. E la pretesa era di fare un ragionamento non solo sulle leggi che il movimento delle donne avvertiva e le donne avvertivano come particolarmente contro di loro,
la battaglia per il cambiamento della legge sulla violenza e sullo stupro, un certo uso del diritto di famiglia, eccetera, ma anche un ragionamento su tutte le leggi, con una lettura in qualche modo di genere. Ognuno di noi ha dei piccoli memorabilia, no? Io nei miei personali memorabilia ho trovato un po' di carte di quel periodo. Qui ci sono delle storiche, le fonti sono sempre importanti. Ho trovato dei volantini dell'epoca, un piccolo regolamento dell'accesso al servizio di informazione legale, un articolo di giornale, ma la cosa, purtroppo non ho trovato la locandina di presentazione e non l'ho trovata neanche al centro antiviolenza perché mi hanno detto che non c'è, ma la cosa più interessante è per esempio questo piccolissimo volantino piegato in due, che è il programma dei giovedì del centro antiviolenza, nei quali avevamo la pretesa di dare informazione legale in forma però collettiva, cioè oltre agli incontri dei momenti di informazione. E vi leggo i titoli. Esempio, vademecum di economia domestica, tutto quello che volete sapere sui contratti bancari, sulla comunione e separazione dei beni, sui conti correnti e così via. Cioè era un ragionamento complessivo su quello che poteva essere il maltrattamento nei confronti delle donne nei suoi diversi aspetti, cioè non soltanto nella violenza sessuale, ma nella violenza domestica, nella soggezione economica e così via. È stata una grande stagione in cui abbiamo molto litigato e molto discusso. Abbiamo lavorato insieme ad altri gruppi di donne e di operatrici di giustizia. Io mi ricordo delle bellissime riunioni del coordinamento dei servizi antiviolenza del comune, in cui per esempio facevamo delle discussioni senza fini sul concetto di adeguatezza genitoriale, che è una di quelle cose che fanno tremare i veni e i polsi alle avvocate delle donne maltrattate, perché di solito sono sempre delle madri inadeguate, secondo un certo criterio. E su questo abbiamo discusso con le assistenti sociali, con le psicologhe, con gli altri servizi del comune. Insomma, è stato anche un tentativo di una professionalità diversa, cioè di una messa in discussione di uno stile professionale. Sempre Giovani di Belle Speranze avevamo questa pretesa e testardamente abbiamo continuato a portarla avanti negli anni, in cui la contaminazione dei saperi serviva ad arricchire un approccio alla tutela delle nostre donne molto diversa. Questo ci veniva anche, devo dire, riconosciuto, perché andavamo al centro e noi eravamo le nostre avvocate. Ancora oggi siamo le nostre avvocate, anche finita una certa esperienza. Cosa c'entra tutto questo con la domanda principale del convegno? Allora, se nel tentativo di dare un po' forma a un ragionamento su come e se siano cambiate le cose, io credo che dal punto di vista sia normativo che di atteggiamento generale delle istituzioni giudiziarie e anche delle avvocate e degli avvocati nei confronti della violenza ci siano due filoni. Uno è il filone che io chiamo l'antiviolenza da pochi schei, cioè quella che costa poco, tutto fondato sul diritto penale, tutto fondato sulla antiviolenza come problema di ordine pubblico, tutto fondato in termini di, buttiamo via la chiave, li mettiamo dentro e risolviamo il problema. Perché da pochi schei? Intanto perché costa veramente pochi schei, cioè non richiede un investimento di altra natura da parte di strutture, ragionamenti, sostegno alle donne maltrattate e così via. E poi perché lascia il tempo che trova. C'era una vecchia canzone di Giorgio Gaber che diceva: in Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore, lui disse bene ma non era di buon umore. Ecco,
Gli antiviolenti del primo tipo sono antirazzisti in questo modo, per cui sono antiviolenti il 25 di novembre e devo dire qualche volta io sono perfino infastidita da questa data, perché mi sembra quasi come San Valentino, i baci Perugina, eccetera, a meno che non sia occasione di un ragionamento come quello di oggi, che invece è utilissimo. Questo è un tipo di autoviolenza, di antiviolenza. L'altro è quello che parte dalla considerazione che la violenza sulle donne è un dato strutturale, che trova un'origine culturale, che va combattuto nella relazione maltrattante, perché esistono gli stupri occasionali, ma la violenza che porta ai femminicidi che noi vediamo tutti i giorni non è una violenza occasionale, è una violenza radicata nella relazione maltrattante di sopraffazione. Questa doppia anima è anche una doppia anima normativa, nel senso che il nostro legislatore alterna momenti in cui inserisce le misure antiviolenza, comprese quelle utilissime anche di misure cautelari specifiche ad hoc, in questioni comunque di ordine pubblico, e quelle invece in cui recepisce e fa propri principi importantissimi. Una cosa di cui tutti parlano sempre, spesso a caso e senza sapere di cosa si tratta, è la Convenzione di Istanbul. È una fonte normativa sovranazionale importantissima, recepita nel nostro ordinamento, per cui è legge vigente, ma questo non è sempre tenuto nella dovuta considerazione, neppure nelle nostre aule di giustizia. Perché? Perché la Convenzione di Istanbul è importante non solo per alcune norme, è molto articolata e prende in considerazione la violenza in tutti i suoi aspetti, nella necessità di sostegno alle donne, nella ricostruzione di sé, nelle misure penali, nelle misure civili, nel tipo di processo, nelle modalità in cui il processo si deve svolgere. Ma è importantissima soprattutto per il preambolo. Il preambolo, che è sempre in tutte le convenzioni, dice: considerando questo, considerando quest'altro ancora, facciamo questa convenzione. E questo ve lo devo leggere se ci riesco. I due considerando o riconoscendo del preambolo della Convenzione di Istanbul, che sono fondamentali, sono questi: riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione del rapporto di forza, scusate perché io sono una super orba, una tipo di forza storicamente diseguale tra i sessi, che ha portato alla dominazione sulle donne, e questa è la premessa necessaria. Allora, che cosa è successo poi nelle nostre aule di giustizia? Che molto è stato recepito, anche in termini di vocabolario. Per esempio, parlare di vittimizzazione secondaria oggi è normalissimo, anche nei processi civili. Parlare di violenza assistita per quello che riguarda i bambini oggi è normalissimo. Addirittura sarebbe stato un grandissimo successo del movimento per il salario al lavoro domestico, il lavoro familiare, il lavoro di cura è entrato nella legge. L'articolo 316 bis parla di lavoro professionale o casalingo come criterio per determinare l'assegno di mantenimento. Bene, quindi sembrerebbe che qui anche questo sia stato recepito. D'altra parte però noi vediamo che molto spesso le donne, soprattutto nella difficoltà di collegare la loro tutela penale con la tutela civile, e questo è un grandissimo problema, di tempi e di modi, sono sempre un po' sul banco delle imputate. Perché? La novità straordinaria della rivoluzione copernicana, della responsabilità genitoriale che mette e del diritto del bambino di avere rapporti con entrambi i genitori, nella interpretazione peggiore individua nelle donne maltrattate quasi delle genitrici che allontanano i figli dal padre, senza considerare qual è il punto di partenza. Cosa che invece considera molto fortemente la Convenzione di Istanbul, che infatti vieta nella maniera più assoluta
per esempio la mediazione familiare nelle situazioni di maltrattamento. Allora, cosa bisogna fare? C'è molto da fare ancora. Intanto c'è da tenere la guardia molto alta, perché questa situazione per cui il rischio è che di notte tutte le vacche siano bigie e che quindi si perda la situazione di partenza in determinati processi in cui i due genitori, per esempio, non sono uguali, perché uno dei due ha subito il maltrattamento dall'altro, è molto importante. È un lavoro difficile che deve vedere anche, e questa è la grande novità di questi ultimi tempi, una presa di coscienza della necessità del lavoro sugli uomini maltrattanti. Ci sono esperienze molto importanti in giro già, alcune, quella famosissima del carcere di Voghera di cui parlano tutte, ma si sta diffondendo a macchia d'olio. Allora, in tribunale bisogna avere la fermezza di non accettare che tutte le vacche siano bigie di notte. Sul femminicidio siamo tutti d'accordo, ma qualche volta le stesse donne che sono vittime di femminicidio sono protagoniste di processi civili paralleli in cui non vengono ascoltate. Io sono rimasta molto colpita parlando della ultima vittima di femminicidio di Spinea. La sua avvocata ha pubblicato una lettera e in questa lettera lei dice alla sua assistita: perdona chi ha volutamente confuso il conflitto con la violenza, chi ha minimizzato e chi ha mistificato. E ha aggiunto: hai creduto comunque nelle istituzioni che non sempre ti hanno corrisposto e nella magistratura, i cui tempi non sempre coincidono con quelli di chi chiede giustizia. Ecco, bisogna continuare a lavorare quotidianamente e tenacemente in tutti i settori, non solo nel settore penale, nel settore civile, ma anche per esempio nel settore del lavoro, a me particolarmente caro, che è rispetto alle donne una opportunità di emancipazione da situazioni di sudditanza economica importante. Quindi siamo tutti antirazzisti, ma cerchiamo di esserlo fino in fondo e continuiamo in questo modo. Grazie all'Avvocato Santi che ha posto l'accento, secondo me, su questa questione della repressione e dell'educazione. Cioè è ovvio che la repressione ci vuole, se uno commette un reato ovviamente la legge, come si dice, deve fare il suo corso, ma la risposta della legge molto spesso o arriva troppo tardi, pensiamo a tutti i femminicidi, voglio dire, ormai il fatto irreparabile è avvenuto, oppure è inadeguata, perché quando sento ma aveva fatto varie denunce, cioè i giudici hanno a disposizione alcune misure, ma non possono seguire chi stalkera dalla mattina alla sera per vedere se va a fare degli atti di stalkeraggio nei confronti di una donna. Cioè non è ipotizzabile che la legge abbia questi poteri enormi, non esiste. Allora la legge è comunque uno strumento spuntato, il grande strumento, ed è quello a tanti schei, non a pochi schei, perché bisogna investirci, è quello dell'educazione. Dei discorsi che devono essere fatti nelle scuole, nei discorsi che devono essere, in cui si comincia a lavorare, si sta lavorando, ma si dovrebbe fare molto di più. Perché tu dici sì, la violenza sessuale è un atto così estemporaneo, ma in realtà dietro c'è una cultura di fondo molto, molto, molto radicata.
Non credo che non si arriverà mai forse a togliere del tutto queste cose, però a limitarne io credo di sì. Per cui quando anche io sento ma il giudice non ha fatto, il pubblico ministero non ha chiesto, a volte è vero, a volte ci sono state delle omissioni, ma non hanno la bacchetta magica, cioè non ci sono gli strumenti, bisogna fare altro, trovare altro. Veniamo alla stampa. Allora, io sono convinta, più ne sono convinta, che le parole siano pietre, le parole che scrivono gli avvocati, le parole che scrivono i giudici, le parole che scrivono i giornalisti. E secondo me su questo non ci sono state forse sufficienti riflessioni. Non vorrei essere, diciamo, un'accusatrice ingiusta, ma mi sembra che nell'evoluzione complessiva del movimento delle donne, nella magistratura, nell'avvocatura, i giornalisti siano rimasti un po' indietro. Ma non per mancanza di cultura, che riconosco alla categoria altissima, ma forse perché quello è il loro mestiere, di fare, come dire, le cose ad effetto. Ma è possibile che ogni volta dobbiamo trovare scritto c'è raptus di follia, ma era una coppia felice, lei lo aveva lasciato, e l'immancabile foto di loro due felici insieme nell'articolo di giornale? Ma perché? Ma perché scrivete queste cose? Allora, no, scusate, non vorrei essere banale e chiedo scusa se lo sono. Però io delle volte rimango basita da questa cosa, cioè, ma mettete la foto di una donna ammazzata, magari non quella lì o di un'altra situazione, ma cioè non la loro che sono felici alle Maldive, perché evidentemente quella non era una coppia felice se lui l'ha ammazzata. Vabbè, con questa provocazione lascio la parola a Monica Andolfati. Allora, intanto io non farò l'avvocato del diavolo, anche perché appunto faccio un altro lavoro, ma intanto voglio ringraziare per questo evento, ringrazio la Presidente Magaraggia anche proprio per la domanda diretta, ringrazio chi ha organizzato, porto i saluti anch'io del mio Presidente della Federazione, che è Giuseppe Giulietti, che avrebbe voluto essere qui ma è a Roma. E io però voglio fare un grazie come cittadina, come donna, come giornalista a Nadia Filippini, che io non conoscevo. Mi sono letta questo libro così in pochissimo tempo, perché è scritto anche bene, mi ha fatto capire da dove arriviamo, mi ha fatto scoprire probabilmente una regione che, a proposito di stereotipi, di solito siamo sempre legati anche non solo la stampa, anche i film, voglio dire una filmografia di soprattutto in quegli anni di una regione bigotta, di una regione signori e signore, insomma. Cioè, io provengo da una provincia che era definita la sagrestia d'Italia, no? Anche per ipocrisia e altro, quindi c'erano più chiese, c'erano tante chiese, tanti lap dance, dicevano era Vicenza, la provincia di Vicenza, per cui voglio dire, trovare che il Veneto nel 1976 ha avuto questo primato nella storia dell'emancipazione, della liberazione delle donne, con una ragazzina. La storica non l'ha mai citata, però è stato citato dal volantino, per cui mi permetto anch'io di dire che aveva appena 16 anni. È una ragazzina che risponde a un giornalista di Repubblica in quel modo. È impressionante, una ragazzina della provincia veronese, della profonda provincia veronese, per cui non lo so, le ragazzine di 16 anni adesso probabilmente non avrebbero questa consapevolezza. Quindi è vero, nel 76 tra l'altro il Veneto, non so se sia un caso, ma tra la fine di maggio, quando è avvenuto questo stupro odioso, e l'inizio del processo, che è stato ottobre, abbiamo vissuto anche una cosa molto importante. Abbiamo avuto la prima ministra, che è Tina Anselmi, che è stata nominata nel luglio del 1976.
del lavoro e che tra l'altro ha voluto, al contrario di qualcun'altra, essere chiamata ministra, perché le parole sono importanti. Le parole sono importanti e nascondersi dietro io voglio solo ragionare, sono qui, questo evento è un evento per ragionare e di forte autocritica anche della mia categoria a cui non mi sottraggo, e dire io intendo l'incarico lo trovo molto riduttivo e anche offensivo, perché allora me lo applichi anche nelle professioni basse. Allora mi spieghi perché c'è cameriere e cameriera vista come professione bassa, che non lo è, perché quando si lavora, il lavoro è comunque dignità, dignitoso. Anche qui ci sarebbe da aprire, soprattutto per quanto riguarda le donne, già è precarizzato nella nostra categoria in maniera molto selvaggia e quando sei donna ancora di più. Quindi voglio dire, le parole sono importanti, noi usiamo le parole, però ci riflettiamo poco. Chiara Santi ha citato la Convenzione di Istanbul e la Convenzione di Istanbul dice anche un'altra cosa importante nei preamboli, secondo me, che praticamente la violenza di genere non è un problema solo delle donne e non spetta solo alle donne occuparsene, e in più la violenza di genere è una delle violazioni dei diritti umani tra le più diffuse al mondo. Ancora per questo non è solo una cosa che riguarda le donne. Io ho in mano questo povero, insomma, questo semplice manifestino che ha trovato, che è nato proprio qui a Venezia, proprio il 25 novembre, qua vicino, al Teatro La Fenice, e che è il Manifesto di Venezia, della serie non fate niente, fate poco, cerchiamo di fare qualcosa. Con questo manifesto abbiamo cercato di fare un'azione concreta. Era il periodo in cui si è cominciato a parlare purtroppo di femminicidio in maniera un po' più insistente, incalzati dalla cronaca, e ci siamo accorte che soprattutto quando riguardava le donne, gli omicidi, si ripeteva quel copione che purtroppo si è sempre, fino a poco tempo fa e a volte ancora adesso purtroppo, si ripete nei processi, che a essere colpevolizzata, e quindi la vittimizzazione secondaria, è la donna, anche se è stata ammazzata. I titoli che io ho portato, ad esempio vittima di un amore criminale, che è il classico dei titoli quando un marito, un ex, e invece magari metti vittima di un criminale, perché l'amore non è criminale. L'altro, che è il tipico uccisa da un uomo, questa ce l'aveva regalato LK quando abbiamo appunto varato il manifesto, non è uccisa da un raptus, è uccisa da un uomo, e questo fa parte di quella cultura sottesa che praticamente in cui tutti noi siamo immersi, per cui i giudici, le giudici, i PM, le PM, gli avvocati, i giornalisti e le giornaliste, che ti porti addosso questo modello patriarcale che non è finito tanto tempo fa. Io, e spero di non sbagliarmi con le date perché non sono una storica, però io amo sempre dire che sono nata nel mese e nell'anno in cui Francaviola ha detto no al matrimonio riparatore, e può essere tanto, può essere poco, era il 1965. Ma il delitto d'onore è stato abrogato nel 1981 per lo stupro, che passa dal reato contro la morale al reato contro la persona. Filippini dice nel libro che è stato uno degli iter legislativi più lunghi della storia per cambiarlo, ci sono voluti mi pare 16 anni, per cui pensiamo quanta resistenza c'è nel sistema
dell'istituzione anche giudiziaria, che il codice Rocco ce l'abbiamo ancora, è stato scritto da maschi a suo tempo, quindi. E quanta resistenza c'è anche dentro le redazioni, ma perché c'è? Allora, io ho riflettuto molto, ho dibattuto anche con i colleghi in redazione. Io non penso che ci sia un piano del male per cui cerchiamo, è che anche noi siamo vittime di stereotipi, di discriminazioni che magari anche nella fretta, nel fatto che sembra banale, ma quando devi fare un titolo non è che hai 25.000 parole che poi, no, devi farlo sintetico, eccetera, però magari delle volte esageriamo e soprattutto ripercorriamo quello che si fa, ripeto, quando si interroga, quando si giudica e quando, perché io ho letto parecchi resoconti, è uno dei reati, e lo dice bene anche Filippini, che tu dai sempre le attenuanti, ti metti sempre dalla parte dell'assassino in questo caso, oppure del violentatore, no? Per cui non lo so, a nessuno, neanche a me verrebbe mai in mente, neanche dei miei colleghi, che se qualcuno subisce un furto in casa, mettersi dalla parte del ladro. Non è che dici, poverino è venuto a rubare in casa perché, non so, era disoccupato, però dici sempre l'uomo era depresso, oppure lei lo aveva tradito. È vero, sono dei meccanismi che ti scattano. È successo un femminicidio alcuni anni fa, sempre in provincia di Venezia, e un mio collega titolò "Cuoco uccide l'amante", e dico, ma perché? Che ne sai? Ma perché devi dire l'amante? Allora, se dai la professione a lui, dai la professione anche a lei, non so, cuoco uccide la cameriera, non mi ricordo. Poi, al di là di tutto, nel momento in cui tu scrivi "cuoco uccide l'amante", tu metti già la donna in una situazione sfavorevole. Poi in questo caso non era neanche l'amante, questa poveretta neanche lo conosceva, era uno stalker sistematico, tanto che poi anche i figli rimasero malissimo anche rispetto a questo titolo, che riporta alla vittimizzazione non solo della stessa persona che rimane uccisa, ma anche dei familiari o dei parenti, insomma. Quindi voglio dire, noi abbiamo tentato col Manifesto di Venezia, per rispondere alla domanda della dottoressa Magaraggia, appunto di dire diamoci delle regole, riflettiamo, non vogliamo imporre niente, nel senso che vi diciamo come scrivere per evitare determinate cose, per cui anche non dividere in violenze di serie A e di serie B. Ad esempio, se una donna è una prostituta, non è che se la sia cercata, no? Abbiamo anche questo, purtroppo, un esempio di cronaca di quello che è successo a Roma, no? Recentissimamente, di tentare appunto di mettersi dalla parte della vittima e non da chi agisce la violenza. Cercare di dare voce alle donne che ce l'hanno fatto, ma anche alle donne esperte, perché io una decina d'anni fa, quando mi è stata fatta la domanda, ma tu nella tua agenda, no? Ogni giornalista ha le proprie fonti, eccetera, quante donne hai da, non so, lo psicologo, se l'avvocato giuslavoratore? Io non avevo un nome di donna. Non avevo perché sei talmente dentro, no? questo schematismo e quindi bisogna riflettere. Quando noi abbiamo varato il Manifesto di Venezia, tra l'altro su sollecitazione anche di una delle vostre socie, che è appunto, adesso mi sfugge il nome come al solito, ma dopo nome anche a me, ma ci verrà in mente, perché se è qui mi ammazza. La Giovanna Pastega. Pastega, brava. Ecco, Giovanna Pastega, che appunto abbiamo cominciato a ragionare, eccetera. Siamo stati attaccati da una certa stampa, attaccati in maniera viscerale. Ci hanno dato delle suffragette, ci hanno dato delle femministe, come dire che la parola femminista è una parola brutta. Infatti
Infatti mi è piaciuta nell'introduzione la Presidente quando ha detto sì, sono anche femminista. E poi ci hanno detto, voi volete imbavagliare la stampa, volete dirci come vogliamo scrivere. No, noi era esattamente una scelta. Te lo mettiamo, ragioniamo, è un punto di partenza, se lo firmi vuol dire che lo accetti, non è una norma deontologica, noi non possiamo fare norme deontologiche, parlo come federazione, come sindacato, però siamo arrivati al 1° gennaio del 2021 che il codice deontologico dei giornalisti con l'articolo 5 bis ha recepito il fatto di fare attenzione quando si scrive di violenza di genere, non cadere negli stereotipi e non cadere nelle discriminazioni. Grazie. Grazie Monica Andolfato, grazie anche per la serietà e l'onestà del suo intervento. Siamo arrivati alla fine, adesso chiuderemo con questo filmato d'epoca, quindi io ringrazio il pubblico presente davvero, ringrazio il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine, la Società delle Storiche, l'Ordine dei Giornalisti. Grazie a tutti. Grazie.